Hanno scandagliato a pettine, così nel gergo, le acque gelide del lago Lebandie per ore i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati in questo angolo di Spresiano da Venezia e Vicenza in supporto ai colleghi trevigiani. Una giornata di mobilitazione per quello che resta un episodio ancora da chiarire nel dettaglio, anche se l'ipotesi principale è quella di un gesto estremo. Questa anche la convinzione dei carabinieri sul posto fin dal primo mattino. L'allarme parte quando sul lungolago vengono trovati alcuni documenti e delle coperte. Ci sono anche dei segni di pneumatici che puntano dritto verso lo specchio d'acqua, qui dove un tempo c'era una cava. Gli effetti personali rimandano a una donna residente nell'Interland veneziano, classe 1963, che risulta fin da subito irreperibile. Vengono avvisati i familiari. L'area è di proprietà di Remo Mosole, anche lui arrivato sul posto. Questi sono dispiaceri che a me mi fanno un po' male. Dalle nostre telecamere sembra che avesse dei problemi, ma non lo so, io non lo so. Sembra che dalle 6 ieri sera che ha cominciato a viaggiare avanti e indietro, non sapeva mai dove buttarsi, cosa fare, cosa non fare. Sembra che ha deciso verso le 11 e mezza, non so io quanto, ha deciso di buttarsi. Se lei non voleva farsi trovare, bastava non lasciarsi i documenti sulla riva, sull'asfalto, la coperta, la carta d'identità, cosa come voleva che uno la trovassi, perché sennò chi sapeva chi è sotto. È chiaro che si pensa ad un gesto estremo e questo fa sicuramente male. Ma della macchina non c'è traccia, sarebbe a una profondità di circa 25 metri, le acque sono torbide, la visibilità limitatissima, anche per questo con il calare della sera le ricerche vengono sospese, non si esclude possa arrivare un robot dai vigili del fuoco della Lombardia. La donna avrebbe inviato un messaggio di addio alla sorella, ma il mancato ritrovamento sia dell'auto che del corpo lascia accesa una flebilissima speranza, magari di un ripensamento. I carabinieri escludono il coinvolgimento di terzi in attesa che ripartano le ricerche.